Io ne approfitto rapidamente prima di dare la parola a Carlo Giacobini per salutare il sindaco di Settimo San Pietro Costantino Palmas, che ho visto che è già arrivato, l'assessore alle politiche sociali di Maracalagoni Fabio Corona, Barbara Pugedo, il sindaco di Sina, l'abbiamo già salutata, e volevo, spero poi di non dimenticare nessuno, se qualcuno si accorge mi fa sapere, e poi volevo salutare gli amici dell'Ente Nazionale dei Sordomuti che sono qui presenti, ai quali appunto ringrazio di essere presenti, gli rivolgo un applauso e quindi grazie. Allora do la parola a Carlo Giacobini. Carlo Giacobini per la prima volta in Sardegna, e noi di questo siamo estremamente lieti. Lui è conosciuto come il direttore di uno dei portali più da un punto di vista specifico, da un punto di vista giuridico, più cliccati in Italia, è appunto il direttore di Endilex.org. È una mano santa per tutti coloro che hanno da impugnare i diritti, che quando succede qualcosa si gettano a capofitto sul sito per vedere cosa pensa Carlo Giacobini delle ultime manovre. A lui lascio subito la parola. Lui svilupperà un argomento su diversi filoni. Io voglio citare in modo particolare su alcune questioni: come è nata la legge delega e quali elementi contiene, che fine farà la legge delega, lo specifico dell'ISEE rispetto alla manovra Monti e altre cose, tra cui un appunto, spero che abbia il tempo di farlo, sulla non autosufficienza, sul concetto di non autosufficienza, e poi sarà lui ad andare avanti e a decidere come proseguire. Io poi purtroppo con i tempi cercherò di essere rigoroso, prego, e poi cercherò di aiutarti per i tempi. Due o tre elementi di straordinario interesse e per quanto mi riguarda anche di qualche preoccupazione. In particolare quando sul finire dell'intervento vi parlava di comprendere, di fare un'analisi del cambiamento, ma anche nella parte iniziale in cui accennava alla filosofia all'interno della quale tutti noi siamo immersi, ed è una diversa dall'altra, giusta o sbagliata, acuta, approfondita o meno. Abbiamo assistito a dei problemi da questo punto di vista, alla formazione o al rafforzamento delle filosofie personali, negli ultimi mesi in particolare. Abbiamo assistito alla trasmissione, alla infusione di luoghi comuni, di elementi non verificati, di elementi ritrasmessi e riproposti come veri, discutendo o volendo far credere che c'è una discussione in atto su crisi economica, su difficoltà di bilancio, su difficoltà del nostro Paese, su richieste dell'Unione Europea. L'Unione Europea ci chiede l'Unione Europea ci dice anche delle altre cose in termini di sociale, in termini di agenda dei diritti, in termini di agenda dell'inclusione delle persone con disabilità. Non esiste solo l'Unione Europea delle banche, del credito, delle banche centrali o di altro. Esiste una Unione Europea che ha detto e ha espresso e ha dato delle indicazioni molto forti a tutti i paesi, anche in altre direzioni. Quindi sono già questi luoghi comuni, queste informazioni che transitano come vere. L'ISEE lo stiamo ripensando, e questo è un'ipotesi, un luogo comune che è stato trasmesso e ripetuto varie volte dall'estate scorsa adesso, perché per contrastare i finti poveri. Cioè, un problema di elusione fiscale lo si affronta dal punto di vista della partecipazione alla spesa, e sono delle cose che non funzionano, non coesistono. È stato come tutto il grande fenomeno dei falsi invalidi,
800.000 controlli, altro che Cortina. 800.000 controlli, 800.000 persone controllate, con dei costi enormi, e anche lì sono state proposte e trasmesse delle informazioni spesso false. Nel luglio scorso ci sono state 5 interrogazioni alla Camera dei Deputati, 4 interrogazioni partivano dal presupposto che un invalido su 4 fosse falso, in base a delle prime indicazioni del tutto frammentarie e sommarie dell'INPS. La Sardegna ne sa qualcosa. La Sardegna, le informazioni false sulla Sardegna sono state talmente false da essere smentite dalla stessa INPS sarda. Tutti meccanismi che poi si sono rivelati alla prova dei fatti falsi. Alla prova dei fatti sono 4 posizioni incongrue su 100 dopo 3 anni, non 1 su 4. Eppure 4 interrogazioni parlamentari su 5 partivano dal presupposto che quell'informazione fosse vera. Ricordate il cieco che butta il sacchetto di immondizia? Ecco, quello è andato 2 volte in TV nel giro di 1 anno e mezzo. Ora mi si dirà, ma non vorrai sostenere che non ci sono i falsi invalidi? No, voglio sostenere che ci sono delle posizioni incongrue. Ma questi dati e queste informazioni diffuse sono falsi. Ma non mi fermo lì, mi chiedo perché sono falsi, con che intento sono stati diffusi, perché è chiaro che c'era un disegno ed un disegno specifico. Perché quei messaggi uscivano in contemporanea alle dichiarazioni di un Ministro della Repubblica che diceva dobbiamo portare via una parte della pensione a chi non ha mai lavorato? Significa le reversibilità, signori. Le pensioni di reversibilità. Significa le pensioni di invalidità civile. Significa le pensioni e gli assegni per la sordità. Significa questo. In questo clima avvelenato di caccia all'untore si crea se è anche questa, una filosofia che si nutre di questi elementi, gli elementi di spreco. Abbiamo, altra affermazione luogo comune, in Italia in fondo si spende molto per le politiche sociali, ma si spende male. No, non è vero. Si spende poco e si spende male. Si spende poco e si spende male. I dati OCSE ci parlano di un punto e mezzo del PIL speso per le politiche sociali, in particolare sulla versante, se mi permettete di usare questo termine che a me non piace, in termini funzionali, della non autosufficienza e della disabilità. Un punto e mezzo. Probabilmente aumenterà perché il PIL è sceso. Usciamo da 4 o 5 anni di tagli severissimi sui trasferimenti alle politiche locali, ad azzeramenti del fondo per la non autosufficienza, a un abbassamento a 69 milioni del fondo per le politiche sociali. Questa è una scelta politica. È una scelta politica, è una decisione. T'arrangi tu localmente, è una sussidiarietà invocata falsamente. La sussidiarietà non è questo, è qualcosa di diverso. E ancora una volta quell'1,5% è un dato che usiamo noi molto come associazioni, che però è falso, anche quello, è parziale, perché quella è la parte di spesa che lo Stato sostiene. Vogliamo metterci anche quella che sostengono le famiglie? Quell'1,3, 1,4 che l'Italia spende, che ricordo che è al di sotto del livello della Polonia, è quello che lo Stato spende
Ma 1,5 milioni di badanti che ci sono in Italia, chi le paga? C'è uno studio del Censis del 2010 che ci dice che mantenere a casa, seguire, curare, al di là, in una situazione felice italiana di servizi e di supporto domiciliare, una persona con sindrome di Alzheimer o malattia di Alzheimer costa all'incirca 11.000 euro l'anno. Allora, ci sono vari studi, alcuni parlano di spesa per le famiglie, compreso la partecipazione alla spesa, attorno ai 10 miliardi di euro. Alcune stime, ugualmente prudenziali, ma che contemplano anche altre spese, parlano di 15 miliardi di euro a carico delle famiglie. Quando si parla di impoverimento delle famiglie, è un dato drammaticamente reale, testimoniato, non se l'è certo inventato chi ha parlato prima di me, che magari lo tocca con mano o lo vede da vicino, o lo rileva sul territorio. Sono elementi che sono costantemente riproposti e ribaditi da Istat. Le famiglie si stanno impoverendo. E ti starete pensando, ma mi devi parlare di ISEE. Adesso ci arrivo. Ci arrivo da un punto di vista tecnico. Impoverirsi che cosa vuol dire? Vuol dire avere una minore disponibilità reddituale da utilizzare per la propria famiglia, per il futuro della propria famiglia, per investire sulla casa, per costruire qualcosa o anche semplicemente per consumare. Ma ancora una volta il dato reddituale o patrimoniale è falso. Capite che è complessa la situazione e che è legata al consenso, che è legata alla vita di ognuno di noi. Perché è falso quel dato reddituale e patrimoniale? Perché c'è un elemento indotto, perché ci sono, e vi faccio un esempio molto immediato, donne che rinunciano a lavorare o che si mettono in part time per assistere il padre, la madre, il fratello, il figlio, e questo significa rinunciare a un introito, ma significa anche rinunciare a una progressione in carriera. La questione della flessibilità, della conciliazione dei tempi di cura, dei tempi di lavoro, per le famiglie, per le donne in particolare, è particolarmente difficile. Allora non bastano quegli incentivi che si stanno vagheggiando in questo momento per l'occupazione femminile, se non pensiamo complessivamente alla famiglia, al ruolo della donna all'interno della famiglia, al complesso delle persone che hanno più o meno la mia età, tra i 40 e i 50, che per una questione storica si trovano ad avere i genitori anziani sempre meno autosufficienti da una parte e i bambini che abbiamo avuto più tardi da seguire dall'altra, che stanno crescendo magari con problemi e con una prospettiva di lavoro ai noi del 95, di quell'anno, l'anno maledetto del prorata, che ci troviamo a dover lavorare comunque fino a 67-68 anni di età. Ci troviamo là in mezzo, compressi, e quella nostra fascia si espanderà sempre di più.